Attenzione, ricordatevi una cosa, cambio sempre fila. Se passiamo all'arancione dove andrò? All'altro arancione, ok? Non sarà più rosso, rosso e arancio, arancio. O meglio, non sarà più rosso, arancio e rosso, arancio. Sarà rosso, rosso, arancio, arancio. Sempre uno contro uno, sempre con la confusione al centro. Pronti? Gioco! Ricordiamoci che è un 1 contro 1, proviamo a puntare l'avversario. Dai, veloce, 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 subito altri due. E rapidi a sistemarci, So che è faticoso, so che fa caldo, ma abbiamo il tempo per sistemarci. Ottimo elastico. E gran tiro, bravo. Nome? Lorenzo, grazie. Così imparo un po' di nomi perché tutti non me li ricordo. Ottima difesa, finita l'azione. No, buona ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo. Volevo tenere tutti più o meno così fanno uno contro uno. Non lo può. Ah, scusa. Buono. Le posizioni sono le stesse. Saltiamo il 2 contro 1, andiamo direttamente al 2 contro 2. I palloni verranno giocati solo da questa parte, quindi quelli appoggiatevi pure dietro. 2 contro 2. Sì, adesso vado. Di qui muovo palla. Gioco di lì. 2 contro 2. 7 secondi per chiudere l'azione. Conta chi ha giocato palla. Quindi in questo caso Giulio. Ok? Tutto chiaro? Dopo vi cambiate di fila, uno di qua, ma di là, che era di là, come sempre. 3, 2, 1, gioco. Chi è che sta contando? Quello è il problema, ricordiamoci che sono 7 secondi, Giulio. Via, altri 2, o meglio, altri 4. Il conteggio dov'è? Conta! Appena si libera l'azione gioca, finisce l'azione, si è conclusa, parti subito. Non stai ad aspettare.